Deputato Rixi, prego. Presidente, onorevoli colleghi, Presidente del Consiglio, siamo all'epilogo di un governo fondato su una maggioranza raccogliticcia, senza una visione ma con un solo obiettivo: impedire al centrodestra e a Matteo Salvini di governare il Paese, anche a costo di condannare l'Italia al totale immobilismo e alla decrescita economica. La pandemia non ha fatto altro che aggravare la situazione, evidenziando le debolezze del nostro Paese, la fragilità di chi lo sta governando. Su infrastrutture e trasporti, poi, questo governo ha raggiunto vette himalayane, direi. Sul tema delle grandi opere, con la Lega al governo, eravamo riusciti a ridare linfa vitale a tanti interventi infrastrutturali, piccoli e grandi, bloccati da tempo dalla burocrazia. Mi riferisco allo sblocco della TAV, al nuovo ponte di Genova, al decreto sblocca cantieri, convertito nel giugno del 2019, che ha fissato norme chiare e facilmente applicabili. I risultati conseguiti prima del lockdown sono nella storia: più 16% le spese dei comuni in investimento, più 40% in valore delle gare d'appalto. Nello stesso decreto era stata giustamente inserita la possibilità di estendere il modello di successo per la ricostruzione del ponte di Genova a tutte quelle opere ritenute prioritarie per il Paese. Bene, Presidente, a lei era il compito di individuarle e di fare l'elenco con decreto, ma il decreto è stato adottato solo nel novembre di quest'anno, anzi dell'anno scorso, nel 2020. È ancora sottoposto all'esame delle commissioni competenti. In pratica, a distanza di 1 anno e mezzo dal decreto sblocca cantieri, i cantieri sono ancora bloccati per la vostra velocità a fare l'elenco. E questo in un momento in cui la pandemia fa presupporre che invece in Italia bisogna andare più veloci, cercare di portare sviluppo e lavoro. Sul recovery, scorrendo le 160 pagine del piano, si capisce che non c'è alcuna visione. Rischia di essere l'ennesima occasione persa, forse l'unica, a ipotecare il futuro della nazione. Dei 32 miliardi dedicati alla missione infrastrutture per una mobilità sostenibile, ce ne sono 28,3 destinati all'alta velocità ferroviaria e alla manutenzione stradale. Andando però nello specifico, gli interventi in oggetto di finanziamento, si scopre che molte delle risorse annunciate sono già stanziate da tempo e che tanti interventi strategici non sono minimamente contemplati. Penso alla TAV Torino-Lione, al ponte sullo Stretto di Messina, all'alta velocità Milano-Genova, la Tirrenica, la Pontremolese, la Cisbadana, l'autostrada Roma-Latina, la Tibre. L'elenco delle opere dimenticate dal governo e anche volute dall'Unione Europea è così lungo che potrei andare avanti per ore. E veniamo alle autostrade. A oltre 2 anni e mezzo di distanza dalla tragedia di Genova, e ricordo in quei giorni come si espresse allora il presidente Conte, nel Conte 1 però, continuano i gravi disagi sul nodo autostradale, con chiusura a singhiozzo. Anche qua manca una visione generale. Da più di 1 anno sulle scrivanie del MIT giace l'aggiornamento del piano economico finanziario di ASPI, con interventi per oltre 14 miliardi a carico della stessa società ancora bloccati, molti dei quali di vitale importanza per il Paese, come la Gronda di Genova, il nodo di Bologna, la realizzazione della terza e della quarta corsia su tratti assai trafficati della rete, nonché la ristrutturazione di numerosi cavalcavia e viadotti giudicati a rischio in tutta Italia. Questo discorso vale anche per buona parte degli altri concessionari e della stessa ANAS, che ha lasciato ancora il ponte di Albiano Magra in fondo al fiume Magra, a più di distanza di 1 anno e mezzo dal crollo del ponte stesso. Il governo non ha fatto altro che rimandare decisioni, un'ulteriore prova concreta dell'incapacità di elaborare una visione per il Paese. Il trasporto aereo ha perso il 90% del traffico passeggeri, hanno registrato perdite superiori al 1 miliardo di euro, nel recovery non c'è nessuna misura a favore del settore. Unica azione è la nazionalizzazione di Alitalia, con costi per la collettività per 3 miliardi, ma anche in questo sono trascorsi 7 mesi senza un progetto. Così ancora non si sa cosa succederà e come mai oggi si dice che sono a rischio oltre 5.000 dipendenti che in questo momento rischiano il posto di lavoro. E altro grande assente è il trasporto marittimo, fondamentale per il nostro Paese. Sia passeggeri che merci. Nelle bozze del piano rifiguravano prima 2 miliardi, poi 670 milioni, oggi niente, per un settore che non solo è fondamentale, ma che ha avuto un crollo del 93,5% sulle crociere e dell'11% sul valore delle merci.
Sembra impossibile che il Paese al centro del Mediterraneo non abbia fatto nulla sull'economia del mare nel recovery. Sembra una mancanza totale di una visione geopolitica di un Paese che sul mare dovrebbe avere uno sguardo aperto e valorizzare quelle che sono le entrate economiche e commerciali. Col trasporto pubblico locale non mi dilungo oltre, ma avete sbagliato su tutto, prima mettendo dei riempimenti sugli autobus e i treni che non venivano verificati, poi non andando a cogliere le istanze dell'opposizione per mesi sui bus turistici, infine non erogando ancora le risorse su taxi NCC a molte regioni. Il nostro Paese in questo momento, caro Presidente, penso che abbia bisogno di un governo che abbia una visione chiara sulla famiglia, il lavoro, la scuola, la giustizia e le imprese, che sono i 5 punti che per la Lega e il centrodestra sono imprescindibili. In questa ora così difficile per la nazione, gli italiani hanno bisogno di un governo con una visione chiara sul futuro. In un momento così drammatico avete dato un pessimo esempio. Tenete soltanto alle vostre poltrone, perché se aveste cura della nazione non andreste a corteggiare i Mastella e i Nencini, ma indichereste soltanto una via: scioglimento delle Camere e dare voce ai cittadini. Questo una volta chiedevano anche i 5 Stelle, prima di innamorarsi del potere.